Nonostante il violento nubifragio, un'altra nave da crociera si è messa in moto direzione Bacino San Marco. Non ci sono stati incidenti, ma nemmeno il buonsenso di evitare di mettersi in laguna, vista la mancanza di visibilità. E dopo l'incidente di 2 giorni fa, il secondo in poco tempo, non si placano le polemiche tra il sindaco Brugnaro e il ministro Toninelli, che risponde alle accuse di immobilismo. Ogni tanto vieni a Roma anche tu, dice al sindaco Brugnaro, e prendi posizione per la tua città. I provvedimenti che abbiamo adottato sono stati decisivi. Il terzo rimorchiatore, per esempio, ha probabilmente evitato una collisione. E ancora, ho firmato la proposta di riparto per gli anni 2018-2019 dei 65 milioni di euro destinati ai comuni della Laguna, che sarà formalmente adottato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo, aggiunge Toninelli, stiamo attuando in tempi rapidissimi un'importante norma inserita nel decreto sblocca cantieri, che permette di superare lo stallo di questi ultimi anni che stava bloccando l'erogazione delle risorse. Anche il ministro Bonisoli è intervenuto sulla questione. Io negli scorsi giorni mi sono sentito con il sindaco Brugnaro, a cui ho chiesto di segnalarmi un esperto di viabilità cittadina per una commissione che stiamo costituendo, a cui darò, o meglio il Ministero, non sarò io personalmente, a cui il Ministero chiederà una mano per decidere le prescrizioni legate al vincolo sul canale della Giudecca. In poche parole, la grande nave va bene, sappiamo tutti che cos'è, ma a Venezia ci sono tante navi che girano e hanno delle ragioni di essere in termini di traffico, orari, tonnellaggi e quant'altro, perché è una città viva. Questa non è un'esperienza che è facilmente disponibile, anche perché Venezia è un unicum, quindi noi abbiamo bisogno di un esperto di traffico cittadino, dove però il traffico è sull'acqua e non è sulla terra, non è una cosa banale. Mentre la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti riguardo l'incidente della Costa Deliziosa. Le misure messe in campo dal comandante del porto, si legge, unite alla perizia tecnica dei piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all'emergenza climatica, precisando che la manovra di partenza della Costa Deliziosa era avvenuta in condizioni meteo buone e prestando la giusta attenzione ad eventuali fenomeni temporaleschi in atto. Intanto il Comitato No Grandi Navi annuncia un'altra grande manifestazione di protesta il 7 settembre alla Mostra del Cinema.